Buonasera, dottor Dario Casonato, amministratore delegato di Degrea. Quest'oggi la vostra grande azienda festeggia 20 anni dalla sua fondazione. Ci racconti un po' la storia di questa impresa? Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti. La storia è iniziata parecchi anni fa, perché questa azienda ha una partita IVA nel 1946 e 20 anni fa si è rimodellata mettendo insieme più famiglie, e queste famiglie, la famiglia Destro, la famiglia Garolla, erano vasari da tempo, da generazioni, sono familiarizzati, direi, con la famiglia Reato, che era titolare di questa azienda e facevano latterizi da generazioni. Questo è stato, secondo me, uno dei primi grandi le prime grandi aggregazioni che il mondo economico ha vissuto qualche anno fa, ed è stata una familiarizzazione molto proficua, perché da subito i numeri si sono visti dei gran bei numeri. Nel tempo chiaramente ci si è evoluti e ad oggi siamo riusciti a portare i nostri vasi polesani in terracotta. Li portiamo in tutto il mondo perché serviamo oltre 40 paesi, dal Giappone alla Corea, Stati Uniti, Canada, l'Europa tutta, e non ci fermiamo qui perché abbiamo altre prospettive per il futuro, di andare in paesi dove il vaso è per eccellenza nato, e noi vogliamo esserci con la qualità italiana, il Made in Italy, che è ben riconosciuto in tutto il mondo. E cosa hanno di speciale questi vasi? Questi vasi sono fatti innanzitutto con la passione con cui 20 anni fa è nata questa vaseria, ed è nata con la passione di queste famiglie, come dicevo, vasari. Il primo vaso è uscito letteralmente a mano, quindi con la passione che contraddistingue questa azienda da sempre, ma le famiglie, ma direi tutti i dipendenti, perché tutti i dipendenti ci mettono, sembra retorica, ma anima e cuore tutti i giorni perché i vasi escano con quella qualità, con quella precisione, con quel servizio che il cliente ci chiede, ed è questo uno dei punti di forza della nostra azienda, cioè il fatto di essere sempre puntuali nella qualità. Ed è che credo, senza timore, vorrei proprio dire che la qualità del nostro vaso, il vaso di Degrea, sia riconosciuta in tutto il mondo. Beh sì, 40 paesi lo dimostra. E invece ci può descrivere in numeri la vostra azienda? Certo, noi siamo un'azienda abbastanza piccola dal punto di vista dei numeri, nel senso che siamo 60 dipendenti circa. Per il territorio però siamo un'azienda importante, se sappiamo di esserlo. Il nostro fatturato è cresciuto di un 40% negli ultimi due anni, e sono stati 2 anni molto impegnativi, perché non dimentichiamo che stiamo vivendo tutti i giorni con la mascherina, stiamo vivendo momenti particolari dove quell'aggregazione che ci ha caratterizzato per tanti anni può essere apparentemente lesa da questi eventi. In realtà non è così, perché noi crediamo molto nella familiarità, nel gruppo, nella squadra. L'ho detto all'inizio di questo evento, e credo che tutto sommato sia una di quelle caratteristiche che ancora può accompagnarci per tanti anni. Le chiedo ancora, oggi voi avete festeggiato 20 anni, è una grande festa, erano presenti i dipendenti, 60 dipendenti che lei ha detto sono una famiglia, no? in Degrea. Come lavorano, come sono distribuite le mansioni? Voi avete un'industria, i forni qui? Sì, l'azienda nostra è composta al di là di quello che è l'anima commerciale, con bravissimi ragazzi che seguono tutti i nostri clienti, ma abbiamo il nostro potere forte è proprio la fabbrica, dove un forno, che è l'antico forno che è stato ristrutturato, ma è sempre lo stesso da 70 anni a questa parte, che ci aiuta poi nella cottura di questi vasi. Abbiamo delle presse, sono delle lavorazioni che vanno fatte al millimetro su ogni stampo per dare quella garanzia di qualità che il prodotto necessita avere. In questi giorni, in questi mesi, anzi oserei dire, abbiamo pensato di diventare grandi
e quelli che sono oggi i nostri 5 milioni e mezzo di vasi all'anno che sforniamo dal nostro forno diventeranno 13 milioni in più da quest'anno, non appena avremo ultimato l'impianto nuovo, che sarà tecnologicamente molto avanzato, sarà tutto in 4.0 e darà modo di portare all'interno di un prodotto così artigianale la tecnologia moderna che il mercato offre, il mercato digitale, quindi tanto digitale e tantissima tecnologia fatta però con le mani ancora, nel senso che ci sarà ancora l'uomo che governerà le nostre macchine e i nostri prodotti. Bene, le chiedo l'ultima domanda: quando è stato il punto di svolta di questa azienda che nasce come un'aggregazione tra aziende familiari con la internazionalizzazione? Sì, questa azienda ha avuto la capacità nel tempo di aggredire quelli che sono i mercati internazionali ed è stato questo un po' il punto di svolta. Il mercato italiano dava soddisfazioni, ma era troppo passibile di volatilità, perché nel nostro paese ci sono momenti in cui le cose vanno bene, altri momenti in cui vanno un po' meno bene, e hanno pensato chi è arrivato prima di me, quindi i soci fondatori, li chiamerei proprio così, hanno pensato di aprire le porte all'estero, inizialmente nei paesi limitrofi europei, ma poi siamo riusciti nel tempo ad aggredire anche quei mercati lontani dall'Europa. Quindi oggi siamo, con orgoglio posso dire, siamo presenti in tutti i continenti. Complimenti davvero e grazie mille. Grazie a voi per l'intervista, grazie di essere presenti in questa festa e vorrei approfittare per augurare a tutti un buon Natale, alle famiglie che compongono la famiglia De Grea, ma non soltanto, buon Natale a tutti. Grazie mille.